Il maestro Mogol regala alla Sardegna un bellissimo brano, Sardinia Sardinia, che restituisce alla Sardegna un'immagine fresca, viva, attiva, in un momento molto importante per noi all'inizio della stagione turistica. È un regalo meraviglioso, è un regalo che dimostra come la Sardegna in passato ha dato tantissimo al mondo e oggi il mondo piano piano sta restituendo parte di sé e parte della vita alla Sardegna. Questa canzone è stata pensata, è pensata proprio perché avevo avuto delle notizie sulla Sardegna che stava vivendo un momento difficile economico, mentre io che da 40 anni frequento la Sardegna ho sempre pensato che ci fosse un grandissimo sviluppo promozionale estivo della Sardegna, no? Ho sempre pensato che sarebbe stato un incremento enorme, siccome io scrivo canzoni e le scrivo dopo la musica, non le scrivo prima. Allora conoscevo Itazenda, ero molto amico di Andrea Parodi, era un mio amico carissimo. Ho telefonato a Gigi di Itazenda e l'ho invitato e gli ho parlato di questo progetto. Voglio scrivere una canzone di accoglienza per la Sardegna, voglio scrivere una canzone, una cartolina amorosa. Cioè la gente quando scende nella Sardegna deve essere felice, ci deve essere ad accogliere una canzone felice, qualche cosa come fosse da respirare, una canzone da respirare. E gli ho spiegato tutto questo, è venuto, abbiamo poi messo a posto delle cose, io non gli ho detto quello che, ho detto guarda ci sei quasi riuscito, poi c'è riuscito, poi ho parlato per avere il disco, lui ha detto che i Itazenda facevano cose diverse, io non so spiegato, gli ho spiegato che io e Battisti abbiamo fatto la gallina coccodè, gli ho detto lui, e comunque ho rispettato il loro pensiero e ho parlato con un mio amico Massimo Satta, che è un grandissimo musicista. Adesso noi stiamo rifacendo le canzoni di Battisti con un gruppo che si chiama New Era, dove fa parte anche la figlia di Wes, la figlia di Rocky Roberts, il figlio di Rocky Roberts, cantanti straordinari, gruppi, alcuni strumentisti dei gruppi più famosi. Abbiamo fatto il meglio del meglio, stiamo lavorando da 7 mesi in sala di incisione per avere un risultato, per attualizzare le canzoni di Lucio, perché toccare ovviamente Lucio è difficilissimo perché era così avanti che era 40 anni avanti, però attualizzati senza perdere l'emozione, senza perdere le parole, senza perdere la musica. Credo che ci siamo riusciti perché i primi 100 ascolti sono tutti entusiasti. Allora, questo grande musicista ha cercato degli strumentisti molto bravi, i migliori che c'erano, e hanno creato un gruppo che si chiama Sardinia Sardinia, come la canzone, e adesso la presenteremo, e sperando che quando atterrano gli aeroplani, quando arrivano le navi, la canzone che fanno ascoltare è questa, la canzone dell'accoglienza. Sardinia resta così per noi. Noi ringraziamo ovviamente il maestro Mogol perché un bel regalo è sempre gradito. Cercheremo di valorizzarlo e utilizzarlo al meglio, soprattutto seguendo anche quelle che sono le sue intenzioni. L'idea di trasmetterla sulle navi e sugli aerei al momento dell'atterraggio e dell'entrata in porto, piuttosto che nelle stazioni marittime, negli aeroporti e nelle stazioni, potrebbe essere sicuramente un'idea vincente perché crea una sorta di jingle che a livello ovviamente senza avere nessuna pretesa né culturale né folcloristica né etnica, bensì proprio a livello di riconoscimento può dare sicuramente una grande mano a caratterizzare proprio l'arrivo in Sardegna, il momento dell'accoglienza, del primo saluto, del primo abbraccio che i turisti e chiunque arrivi dalla nostra terra riceve. Quindi da questo punto di vista noi l'abbiamo molto apprezzato, ringraziamo il maestro Mogol e ovviamente faremo di tutto perché si possa valorizzare questo suo bellissimo e gradito regalo.